Nicolò Lauricella è il segretario generale del sindacato nazionale SINAP, che per l'occasione abbiamo voluto sentire, vista la presenza al carcere Pagliarelli di Palermo in occasione del sit-in nazionale che le sigle sindacali penitenziarie hanno svolto presso le prefetture di tutta Italia per protestare in solidarietà dei colleghi di Santa Maria Capua Vetere. Il segretario generale ha puntato il dito sulle problematiche che da sempre affliggono il sistema penitenziario e indicato nuove proposte in favore alla categoria con una vera riforma del sistema penitenziario e del corpo stesso. Le proposte sono quelle, uno, di modificare per quanto riguarda il codice penale il reato di tortura. Il reato di tortura secondo me è un reato ingiusto ed è stato formato proprio a danno di tutte le forze di polizia, in particolare quello della polizia penitenziaria, perché realmente lavoriamo a stretto contatto con l'utenza detentiva e siamo più esposti rispetto ad altro, e che comunque ci vuole una riforma sia dell'ordinamento penitenziario, sia una riforma anche per quanto riguarda il corpo di polizia penitenziaria, nell'istituire realmente un comandante del corpo di polizia penitenziaria che appartenga al corpo. Oggi abbiamo i nostri dirigenti, per cui non riusciamo a comprendere perché ci comandano ancora dei civili che realmente disconoscono le realtà delle carceri, e noi abbiamo tanti dirigenti validi in questo corpo di polizia. Tra le proposte anche quella di istituire un capo della polizia penitenziaria e un potenziamento dell'organico che al momento è carente di circa 12.000 unità in Italia, tra cui 2.000 in Sicilia. Questo sarebbe un passaggio fondamentale, perché realmente avremo un comandante della polizia penitenziaria, una persona che ha tutte le competenze specifiche, l'esperienza nel campo della polizia penitenziaria per il lavoro che si va a svolgere, e che comunque necessitiamo anche di un potenziamento dell'organico della forza di polizia penitenziaria. Noi abbiamo circa 12.000 unità di polizia penitenziaria mancanti in tutto il territorio regionale, di cui 2 principalmente nella regione, 2.000 nella regione Sicilia. Realmente chiediamo al Ministro e al Capo del Dipartimento, allo Stato stesso, di assumere subito, per togliere quel minimo sofferenza al Corpo di Polizia Penitenziaria, di assumere 5-6 mila unità di Polizia Penitenziaria, da far scorrere da quelle gradatorie del 198, dei concorsi 198, 1220 e 754, ragazzi che hanno sostenuto degli esami per l'andamento, di cui si trovano fermi, che hanno preso 9,50, 9,60. Non ci possiamo permettere il lusso di aspettare i tempi biblici di un nuovo concorso, di sostenere gli esami, di sostenere tutto l'iter burocratico dei ricorsi, perché la polizia penitenziaria ha bisogno di uomini subito, immediatamente, per cui chiediamo al Ministro e al Governo di assumere in via straordinaria ed attingere da queste gradatorie minimo 5-6 mila unità di polizia penitenziaria, con i corsi accelerati di 3 mesi, non di 6 mesi, 12 mesi, se no non ce la faremo più, ci sarà la catastrofe e sicuramente passeremo un momento più brutto di quello che stiamo passando.